Giampaolo Bizzotto, una settimana fa i bassanesi sono tornati al voto, certo per le regionali, ma si aspettava che andasse così. Ma effettivamente no, perché il risultato che ha avuto la lista Zaia è stata sicuramente imprevedibile prima. Anche Bassano questa volta ha premiato il centrodestra, diversamente da quanto accaduto un anno fa, quando in città per la prima volta a vincere fu la sinistra. La differenza non è tanto nei voti che hanno avuto la Lega o purtroppo quelli che non ha avuto il PDL, l'allora Forza Italia e il PDL, che ha avuto un crollo notevole in queste elezioni regionali, però questo centrodestra ha bisogno di coagularsi anche a Bassano, non solo a livello nazionale. Secondo lei con questo voto i bassanesi hanno bocciato il governo centrale, quindi Renzi, o hanno bocciato in parte anche quello che può essere il governo della nostra città? Ma io direi che le due cose possono anche essere messe assieme, collegate. Certo che Renzi ha finito, secondo me, la sua corsa verso l'alto, voglio dire. La gente ha cominciato a capire che tanti suoi proclami non hanno portato a nessun risultato o molto pochi rispetto alle aspettative. Colpa di Renzi dunque, ma l'ex primo cittadino non risparmia neppure l'amministrazione bassanese. Beh, adesso è passato un anno solo, però probabilmente anche tante cose che sono state dette in campagna elettorale dal candidato della sinistra o del centro-sinistra che è Poletto, probabilmente la gente si è accorta che non le sta mantenendo. Parlo della sicurezza, parlo della vivibilità della nostra città che sta veramente scemando in maniera incredibile. Queste sono cose che erano state messe in un'altra veste, a dire la verità. Nella campagna elettorale dell'allora candidato sindaco, attuale sindaco Riccardo Poletto, mi pare che finora di queste cose poche sono state centrate.